Benvenuti alla prima puntata di Qui Udine, il notiziario settimanale dedicato al capoluogo friulano. Ogni sabato alle 19:15 vi aggiorneremo sulle principali novità che riguardano il capoluogo friulano, ma anche su appuntamenti culturali e curiosità. È lo stesso sindaco di Udine, Pietro Fontanini, a spiegarci lo spirito di questa trasmissione. Sì, è una trasmissione importante perché riteniamo di dare informazione attraverso Telefriuli di quello che l'amministrazione comunale sta facendo, ma non solo, anche notizie che riguardano la città, perché è una città importante, io lo dico sempre, la capitale del Friuli con i suoi 100.000 abitanti, quindi un luogo dove si producono notizie, si producono fatti e anche si vive con molta attualità tantissime questioni, qualche problema anche, ma anche cose interessanti come potrebbero essere appuntamenti per chi è interessato alla cultura, chi è interessato al tempo libero, insomma tanti momenti di vita che si possono trascorrere all'interno della città di Udine. Il 2019 sarà l'anno decisivo per il nuovo assetto viario del centro storico di Udine. Si comincia dai lavori di ripristino di via Mercato Vecchio e di via Aquileia che prenderanno il via in primavera. Via Mercato Vecchio è ancora aperta alle auto fino a questa primavera. Cosa si prevede per via Mercato Vecchio? Da che cosa saranno caratterizzati i lavori? Stiamo concludendo l'accordo con la soprintendenza e anche con le ditte. La realtà è che la sospensione delle telecamere ha portato comunque a un beneficio di costringendo l'amministrazione a rivedere il regolamento della ZTL con l'individuazione delle zone pedonali e l'attuazione del regolamento stesso, cosa che gli uffici stanno facendo e stiamo vedendo insieme anche alla ridefinizione delle piste ciclabili e anche delle linee degli autobus. Via Mercato Vecchio avrà una parte in porfido che è la parte centrale dove potranno accedere ovviamente i mezzi di soccorso, i mezzi che dovranno produrre la ristrutturazione degli edifici qualora richiesti, ma soprattutto anche l'animazione della via con la creazione di mercatini e attività che corrono in collaterale che se ci fosse la pietra presentina non potrebbero farlo. Detto questo, la nostra proroga ha voluto essere un incentivo in questo momento alla problematica dell'accesso in città perché contemporaneamente partirà anche via Aquileia, quindi avremo due grosse arterie chiuse. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo ragionevolmente pensare che le attività non chiudono però, l'animazione culturale, ricreativa, turistica non può chiudere, quindi dobbiamo permettere lo sfogo nelle vie Manin, nelle vie Vittorio Veneto, nelle vie collaterali. Ecco perché questa proroga. La figlia di Ardito Desio, Maria Emanuela, ha deciso di affidare in comodato al Museo Friulano di Storia Naturale il preziosissimo archivio storico del padre. Nei giorni scorsi ha incontrato il sindaco in municipio proprio per parlare del trasferimento di questo importante materiale al museo. Nei giorni scorsi Maria Emanuela Desio, figlia dell'esploratore geologo friulano Ardito, è stata ricevuta dal sindaco di Udine Pietro Fontanini, con il quale, assieme all'assessore alla cultura Fabrizio Cigolot e al direttore del Museo di Storia Naturale Giuseppe Muscio, è stata programmata un'attività divulgativa che dia visibilità all'archivio Desio ed è stato ipotizzato un cronoprogramma per il trasloco del materiale nella sede del Museo di Storia Naturale all'ex macello. Ardito Desio, ha commentato il sindaco Fontanini, è certamente uno dei friulani più conosciuti e autorevoli a livello italiano e internazionale. Per questo poter ricevere da Maria Emanuela l'archivio paterno è un vero onore. Con l'assessore Cigolotta andremo al più presto a definire una strategia promozionale che sia capace di attirare appassionati di geologia, alpinismo, montagna, ma anche semplici curiosi affascinati dalla romantica figura di un vero e proprio esploratore. Ardito Desio è una delle figure di spicco della geologia italiana e non solo. Le sue attività esplorative, tra tutte la conquista del K2, l'attività scientifica e l'impegno nella società civile hanno attraversato tutto il XX secolo. Nato a Palmanova nel 1897, studia a Udine dove si forma alla scuola dei grandi geografi, i Marinelli, Gortani, De Gasperi, per citarne alcuni, per passare poi a Milano dove fonda e dirige per decenni l'Istituto di Geologia. Il legame con il Friuli rimane forte, sarà
uno dei primi sostenitori dell'Università di Udine. È per queste ragioni che la figlia Emanuela ha deciso di affidare incomodato al Museo Friulano di Storia Naturale l'imponente archivio storico del padre, in base ad un accordo siglato già l'anno scorso. In occasione della giornata del ricordo che si celebra il 10 febbraio per rinnovare la memoria dell'esodo degli istriani, fiumani e dalmati italiani dalle loro terre, per ricordare le vittime delle foibe, il Comune di Udine ha organizzato una serie di iniziative, come ad esempio presentazioni di libri, proiezioni di film e altro ancora. Il Comune di Udine ha organizzato una serie di iniziative in città in occasione della giornata del ricordo. Da che cosa si comincia? Presentazione di libri, incontri con la cittadinanza? Sì, realizzati in collaborazione con l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, con la sua presidente, la dottoressa Bruna Zoccolin. Allora proporremo appunto 3 presentazioni di libri: La veglia di Liuba di Angelo Floram, uscito di recente, un libro Rossa Terra di Mauro Tonini, un altro libro sempre sull'esodo, in 3 momenti diversi, grazie anche alla disponibilità della biblioteca civica, e quindi in quella sede proporremo questi 3 approfondimenti. Una conferenza del professor Elio Varutti sull'arrivo dei primi profughi e sulla presenza e l'aiuto che la città diede a questi profughi dalla fine del 45 in poi, soprattutto nella zona di via Pradamano e via Baldasseria Bassa, perché lì si concentrarono presso la scuola Fermi, ecco, e quindi verrà trattato in maniera abbastanza ampia, grazie alla collaborazione del gruppo parrocchiale di San Pio X, questo tema. Poi ci sarà anche la proiezione di un film, il film ha per titolo Red Land, è un film uscito l'anno scorso in tutte le sale, è stato già apprezzato a Udine, verrà riproposto in occasione del giorno del ricordo in 100 città d'Italia, e anche Udine partecipa, grazie alla collaborazione del CEC e del Cinema Visionario, a questo progetto nazionale. Poi ci sarà sempre la collaborazione con gli istituti scolastici. L'Istituto Stringer è particolarmente sensibile su questo tema, e quindi ci sarà un incontro dedicato ai ragazzi delle quinte classi, dove verranno appunto trattati i temi dell'esodo e delle tragiche pagine dell'infoibamento. Domenica 10 ci sarà la celebrazione della Santa Messa nella parrocchia del Carmine di via Aquileia, e poi da lì ci si sposterà nell'area appunto che il Comune già dedicò alle vittime delle foibe, tra via Manzini e via Bertaldia. Ho detto vittime, ho sottolineato il nome vittime perché abbiamo anche approvato una delibera in giunta portata dall'assessore competente, il dottor Alessandro Ciani, che invece modifica il nome del largo dedicato alle vittime delle foibe in Martiri delle foibe. Udine ha voluto ricordare con una mostra la straordinaria storia di Lea Polgar, ebrea di Fiume, la bimba che si salvò trovando rifugio nella casa romana di un incisore del Vaticano, il celebre artista originario di Basiliano Aurelio Mistruzzi, unico friulano inserito tra i giusti delle nazioni. L'abbiamo incontrata. In occasione della giornata della memoria, anche quest'anno Udine, in particolare Palazzo Morpurgo, ospita una mostra dedicata alle vittime dell'Olocausto. La mostra dal titolo Aurelio e Melania Mistruzzi, giusti tra le nazioni. Mistruzzi non verrà ricordato solo per il suo valore artistico, ma anche per aver salvato alcuni cittadini ebrei durante il fascismo, tra questi la piccola Lea Polgar, che è qui con noi e oggi ha 86 anni. Lei aveva 10 anni all'epoca. Quali sono i ricordi più vivi che oggi lei si sente di raccontare? Quando io sono stata portata in casa dei signori Mistruzzi, che la mia famiglia conosceva già da anni, che si erano offerti dopo un gravissimo lutto, specialmente che hanno avuto con un figlio che è morto in guerra, io sono entrata nella casa, ma io in realtà non sono entrata da nessuna parte. In quel momento io dovevo essere sparita, non mi sono mai affacciata alla finestra, non sono mai uscita, niente, l'ho chiusa. Come passava le giornate? Appunto. Allora, io andavo spesso a guardare come lavorava lui. Lui era una persona di pochissime parole. A me, quando sono entrata, mi ha detto: ferma un momento,
mi ha spostato dei vasi, delle scatole, una scaletta, adesso non ricordo, delle cose che sembravano inutili. C'è uno sportello qua. Quando io ti faccio un cenno, tu ti devi infilare là dentro e non devi venire fuori finché io non ti vengo a prendere. Per fortuna non è successo. Non so se posso raccontare una cosa molto intima, comunque la racconto lo stesso. Io ho conosciuto mio marito che avevo 16 anni, quindi non era molto lontano da allora. Mio marito ha saputo che io sono ebrea dopo 3 anni, non ho mai avuto il coraggio di dirglielo, perché ancora avevo paura. Poi una volta mi ha detto: ma tu com'è che non vai a messa con le tue amiche? Dico, allora questo è il momento che glielo devo dire, ma non ho avuto il coraggio di dire sono ebrea. Ho detto, sai, io sono di religione israelita. E lui ha detto, beh, io sono rimasta, dico, ma non ti fa effetto? Dice, ma no, perché che? Ecco, siamo stati sposati insieme 64 anni. È andato tutto molto bene, abbiamo 3 figli, una bellissima famiglia, purtroppo lui non c'è più, però è andata bene così. Anche attraverso gli alberi di Natale è stato possibile aiutare i comuni colpiti dall'alluvione dello scorso ottobre. È sceso in campo anche il comune di Udine con il pensiero rivolto in particolare a Sappada, ma non solo. Vediamo allora quali sono state le principali iniziative all'insegna della solidarietà. Saranno portati a Sappada la prossima primavera, per essere messi a dimora nei boschi, i 28 alberi di Natale acquistati dall'Ufficio Verde Pubblico del Comune di Udine per decorare l'ingresso di Palazzo d'Aronco in occasione delle recenti festività. Gli alberi, tutti con radici, andranno a ripopolare i boschi duramente colpiti dall'ondata di maltempo di fine ottobre. L'idea di acquistare per il Natale dei piccoli abeti con radici da donare poi a Sappada è nata dopo l'alluvione che ha letteralmente cancellato interi boschi della vallata, spiega il sindaco Pietro Fontanini. L'amministrazione di Udine ha voluto, con questo piccolo gesto, manifestare la propria vicinanza e solidarietà agli amici sappadini, recentemente tornati a far parte della loro storica patria, il Friuli, e costretti in questi mesi ad affrontare una prova difficilissima, dalla quale, grazie alla loro fibra friulana e all'aiuto concreto di tutti i comuni della nostra provincia, sapranno rapidamente rialzarsi e ripartire. Per lo stesso motivo, aggiunge il sindaco, abbiamo anche deciso di mettere a disposizione non solo di Sappada, ma di tutti i comuni colpiti dalla Val Degano, i nostri tecnici per dare un supporto concreto per il disbrigo delle pratiche burocratiche necessarie ad un rapido ripristino di una situazione di normalità. Per quanto riguarda gli abeti, è stato lo stesso sindaco di Sappada, Manuel Pillerhofer, a chiedere nei giorni scorsi di attendere la primavera prima di portare le piante nella località montana, poiché ora le temperature sono troppo basse. Fino ad allora saranno custodite nei magazzini del comune di Udine. Termina qui questa prima puntata di Qui Udine, il notiziario settimanale dedicato al capoluogo friulano. Grazie per averci seguito, l'appuntamento è per la prossima settimana, sabato alle 19:15. Arrivederci.